Buonasera a tutti. Siamo pronti per un nuovo appuntamento dei cocktail corali dell'Usci Friuli Venezia Giulia. Oggi ci siamo ispirati a quelli che sono gli argomenti più frequenti durante il periodo delle feste. Si sta avvicinando Natale e abbiamo pensato di cosa leggiamo, ascoltiamo più frequentemente nei mass media, ovviamente, in questo periodo. Solitamente, se poi ovviamente non parliamo della festa liturgica e di queste cose, appunto, di più di contenuto, parliamo anche magari di cibo, di ben mangiare e subito dopo anche di come invece ritornare in forma. Ma parliamo anche di concerti, di eventi delle feste e quindi questi saranno anche i 3 argomenti che ci accompagneranno nella puntata di questa sera. Per quanto riguarda l'ingrediente del giorno, parliamo appunto di eventi e grandi eventi sono sicuramente i festival. Abbiamo voluto trattare quelli che includono in modi diversi la musica corale. Con noi a parlarne ci saranno Alessio Screm, Pierpaolo Gratton ed Enrico Cossio, che rappresentano 3 importanti festival, 3 importanti realtà della nostra regione con le quali l'Usci ha una collaborazione diretta. Poi entreremo in cucina e conosceremo coristi appunto ai fornelli, in questo caso con Tiziana Trevisan che verrà intervistata da Lucia Vinzi nella nostra appassionante rubrica Non solo coro. Subito dopo conosceremo nuove voci e altre voci del CGR, del coro giovanile regionale. In questo caso il trade union e sarà lo sport, quindi coristi che praticano attività sportiva e chissà magari la legano anche alle loro esperienze corali. E avremo con noi Rocco Pascale e Nicola Slot che verranno intervistati da Marco Obersnell e chiuderemo come sempre con la rubrica Usci News. Noi siamo in diretta, lo sapete, quindi se volete inviarci commenti, saluti, messaggi, potete inviarli e li vedrete apparire in sovraimpressione perché noi possiamo interagire con voi essendo appunto in diretta. E ci fa sempre molto piacere perché sappiamo che ci state seguendo con grande affetto, gli ascolti sono raddoppiati rispetto alla prima edizione di Coralia Live e sicuramente vorrete sapere se questa è l'ultima puntata o quali intenzioni noi possiamo avere magari per le feste. Per questo dovete aspettare la fine di questa puntata, perché ora lanciamo l'ingrediente del giorno. Coralia, 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 Coralia. E buonasera ai nostri ospiti. Abbiamo con noi Alessio Screm, che è il co-direttore artistico della Lunga Notte delle Pievi in Carnia, Pierpaolo Gratton per i concerti in Basilica ad Aquileia, lui è il direttore artistico, e un terzo direttore artistico del festival Come l'acqua dei fiumi a Spilimbergo, Enrico Cossio. Buonasera. Oggi vogliamo parlare di festival perché i festival sono un momento importante, un concentrato di eventi e è il modo in cui noi possiamo in un periodo molto breve godere di molti eventi che in realtà magari potremmo conoscere in tempi molto più lunghi e quindi è un po' una full immersion in quello che ci piace. Io vorrei parlare per primo con Alessio Screm che tratterà con noi La lunga notte delle pievi in Carnia. È un titolo che mi piace moltissimo ed è una manifestazione ormai molto avviata e alla quale l'Usci è legata in maniera particolare.
E solo nel titolo si capisce già l'intento di mettere in qualche modo le voci in comunicazione con il territorio, anche in un'esperienza multisensoriale che parte dal canto, ma fa conoscere appunto le eccellenze del nostro territorio e le sue caratteristiche anche attraverso la musica corale. Cosa devono aspettarsi i fruitori delle vostre proposte? Beh, devono attendersi una coralità non solo in senso stretto, ma dico in senso lato, perché la rassegna La lunga notte delle Pieve in Carnia, organizzata dal coro del Friuli Venezia Giulia con la direzione artistica di Cristiano Dell'Oste e la mia partecipazione e anche la presenza di uno staff corroborato con Stefano Gorasso. Piace nominarle queste persone perché è piuttosto impegnativa la rassegna, pur dando grandi soddisfazioni. Manuela Furlan e Deborah Del Do quest'anno mette insieme appunto le 10 chiese rupestri della Carnia, che sono i luoghi più antichi di conservazione del sapere, un sapere che è storico, ma anche un sapere del territorio paesaggistico, e quindi la vocalità, la coralità intesa in senso davvero lato, perché abbiamo ospitato in 5 rassegne ben 45 cori, ed è importante anche evidenziare l'impegno del coro del Friuli Venezia Giulia appunto nel promuovere la coralità in questo senso, facendosi ospiti, sia ospitando cori, sia essendo noi ospiti nelle valli di Carnia. È una rassegna che negli anni ha sempre riscontrato un maggiore interesse, perché appunto mette insieme non solo luoghi magici, alcuni risalgono al secondo o terzo secolo, quindi sono luoghi antichissimi, e poi in queste pievi si sono susseguite varie epoche storiche, così ne risponde l'architettura, i beni artistici che conservano con opere di lungimiranti artisti della nostra regione, quindi si entra in un luogo veramente quasi misterico e misterioso, che poi si risolve in una spiritualità completa, che è quello del canto e anche della comunione nella mensa, perché un'altra caratteristica di questa rassegna è appunto il fatto che ad ogni concerto viene avvicinata la degustazione di piatti tipici locali che fanno parte della tradizione carnica, ma anche una cucina sperimentale, una cucina dedicata alle erbe aromatiche. Ogni anno la Lunga Notte delle Pieve in Carnia ha trovato una direzione diversa nel novero però di una comune idealità. Beh, in qualche modo, vedi, poi tutto si collega. Anche oggi abbiamo i coristi in cucina e effettivamente anche voi proponete anche delle degustazioni in qualche modo, ma forse sbaglierò, ma proprio sempre partendo dal titolo, no? Immagino che anche l'esperienza sia raggiungere anche questi luoghi, perché probabilmente non saranno tutti esattamente sulla strada principale appena fuori dall'autostrada, vero? Quindi c'è anche un'esperienza, non dico di trekking, però comunque un'esperienza di passeggiata, di cammino verso il luogo del concerto, che lo rende ancora più prezioso. Assolutamente, sono piaceri per la gola, per l'ugola e per le gambe, per i polmoni, perché percorrere e raggiungere queste pievi, alcune sono raccolte nei borghi, nei paesi, altre come la ben nota pieve di Illeggio necessita un percorso, una passeggiata percorribile da tutti, ma della durata di circa 1 ora e mezza, 2, per raggiungere, quindi è una sorta di pellegrinaggio corale quello che si vuole fare. Abbiamo messo anche in comunione le realtà locali, come ad esempio il lungo cammino delle Pieve in Carnia, che segna l'itinerario in una quarantina di tappe, un percorso che va a toccare le 10 pievi storiche della Carnia. Sono più pievi, ma le 10 sono quelle per cui in un documento del 1247 si doveva la 10ª al patriarcato di Aquileia, in particolare di Bertoldo di Andrex. Poi c'è un secondo documento del 1292, quindi si parla di storia veramente antica, e l'ospite, più che chiamarlo pubblico, entra in questa spiritualità e quindi si fa anche rispettoso dei luoghi e dei cori splendidi sempre, che trovano in quell'aria pura un qualcosa di aggiuntivo, di olistico, verrebbe da dire.
Che meraviglia, veramente. Non vediamo l'ora che si possa riprendere appunto a frequentare questi concerti nelle modalità che voi avete creato per questa rassegna, per questo festival. E quello che mi chiedo anche, che tipo di cori andate a inserire in questi contesti che dal punto di vista storico e culturale, architettonico, sono particolarmente preziosi? Beh, quest'anno la rassegna è stata dedicata alle voci bianche, ai bambini, a quelli che maggiormente hanno sofferto e continuano purtroppo ancora oggi a soffrire tutte le pene di questa contingenza storica. Quindi abbiamo avuto cori di voci bianche, i più rappresentativi della nostra regione, anche con ospiti i San Florianer Sangerknaben, che è un coro eccellente che studiano ai collegi, da cui è uscito lo stesso Anton Bruckner, per cui insomma non È serve. San Floriano, non si poteva non collegarlo, sì. È proprio quel San Assolutamente. Floriano. Giustamente, poi questo concerto ricorreva proprio nel giorno in cui sia Tolmezzo che San Floriano in Austria si sono gemellate, quindi anche c'è una questione anche di socialità che si ritrova in questa rassegna. Certo, ideale proprio. Ma senti Alessio, ci hai portato anche un breve video, così possiamo anche un po' respirare l'atmosfera di questo festival e vorrei proprio che la regia lo trasmettesse in questo momento. E così Alessio Screm ci ha portati in carne a conoscere questo festival che, se ancora non lo conoscete, va assolutamente frequentato, perché sceglie con molta cura i partecipanti, i cori che vengono poi appunto portati in questi luoghi splendidi, dove appunto il pubblico non è pubblico ma è ospite di un evento che veramente accoglie molte forme d'arte e anche di emozione. Grazie Alessio Screm, e insieme Grazie. invece andiamo ad Aquileia, un altro posto che, a proposito di bellezze architettoniche, culturali e storiche, veramente ha qualcosa da dire. Con noi c'è Pierpaolo Gratton, il direttore artistico appunto dei concerti in Basilica ad Aquileia, altra manifestazione con la quale l'USCI collabora. E qui abbiamo due punti focali: abbiamo la musica sacra e delle eccellenze locali. Dimentico qualcosa se parliamo proprio dei concetti base di questo festival? Buonasera a tutti, ciao Rossana. No, Buonasera. direi di no. Hai toccato l'alfa e l'omega diciamo così, del senso diciamo, di questi concerti che io ho l'onore così di organizzare da un paio d'anni a questa parte. La Basilica di Aquileia ovviamente è la chiesa madre della nostra regione, è un luogo straordinario, ha come dire, delle limitazioni oggettive, per cui è sempre problematico, diciamo, organizzare, venire e allestire i concerti. Direi però che l'ambiente nel quale appunto questi concerti vengono collocati
alla fine ripagano gli esecutori delle eventuali problematiche quali devono sottostare, insomma. E io sono responsabile dei concerti da 8 anni, sì, da 8 anni, quest'anno è l'8º anno, e cerco di dare spazio alla musica corale perché la mia formazione è fondamentalmente parte da lì e nasce da lì, insomma. Io sono ormai, purtroppo sono antico, come dico, no? Sono da 50 anni ormai che così mi dedico alla musica corale, conosco un po' le situazioni e quindi cerco di, nell'ambito di questi 8-10 concerti che di solito così costituiscono la stagione, di dare spazio sia alle eccellenze regionali, ma sia ovviamente anche ai cori nazionali che insomma si impongono a concorsi oppure che sappiamo essere, diciamo, eccellenze nel nostro settore. Beh, chiaramente se immaginiamo la Basilica di Aquileia, i suoi spazi enormi, questi mosaici, i materiali appunto che propone, e immaginiamo anche che ci saranno delle limitazioni, anche dei problemi ci potrebbero essere per il coro che va a cantare, non è come cantare in una qualsiasi altra chiesa. Quindi ti domando, cosa significa cantare nella Basilica di Aquileia a livello di disposizione dei coristi, che chiaramente sicuramente non possono mettersi sopra i mosaici, di acustica o di limiti o anche di privilegi che offre uno spazio del genere? Diciamo che da quest'anno abbiamo risolto un po' il problema perché con una pedana mobile, abbiamo risolto il problema, diciamo, dei gradini, no, dell'altare, per cui si può cantare tranquillamente, quindi dal punto di vista, diciamo, logistico non ci sono grossi problemi. È chiaro che quando invece si devono fare, non so, dei concerti anche con orchestra, eccetera, il numero, diciamo, delle persone, gioco forza crea un po' di problematiche, diciamo, diverse che vanno, come dire, preventivamente lavorate, studiate e organizzate insieme. È chiaro che l'ambiente, tutti noi lo conosciamo, insomma, è straordinario, insomma, basta pensare quando si è lì ai 15, 16, 17 secoli che quelle colonne hanno ascoltato di tutto, musica e non solo musica, e quindi insomma c'è come dire, È uno spazio che risuona in molti sensi, ecco. Esatto, no? E c'è anche una cappa quasi culturale e storica che pesa un po' su quegli artisti che vengono ad esibirsi e che cantano, che suonano, insomma, nei vari concerti. Che oltretutto non solo musica corale, perché in Basilica portate anche concerti organistici. Ecco, qual è l'equilibrio tra le diverse proposte all'interno di una stagione? Ma dunque, ti ringrazio della domanda perché l'anno prossimo, il 2021, sono i 20 anni, per esempio, del grande organo Zanin della Basilica. Come sapete tutti, in Basilica ci sono 2 organi. C'è l'organo storico Kaufmann di fine 800 e c'è l'organo Zanin, quello, diciamo, nel transetto di sinistra, che è stato realizzato proprio nel 2001. Quindi per l'anno prossimo abbiamo pensato anche a 2 o 3 concerti organistici proprio per celebrare i 20 anni di questo straordinario strumento. Si cerca, diciamo, nella stagione, negli 8-10 concerti, di dare un po' spazio a tutti, no? Quindi alle realtà corali regionali, alle realtà corali nazionali e poi anche ai complessi, diciamo, strumentali. In Basilica in questi anni hanno suonato un po' tutte le orchestre della nostra regione, l'orchestra Busoni, tanto per dire, l'orchestra da Camera Rigoni, l'orchestra del Friuli Venezia Giulia, i giovani friulani, l'orchestra giovanile friulana, per cui insomma si cerca di venire incontro un po' a quelle che sono le esigenze più varie del pubblico e degli utenti, quindi non solo musica corale ma anche musica sinfonico-corale, musica appunto organistica o musica anche strumentale solo, no? E anche in passato abbiamo così ospitato per esempio i concerti soltanto per pianoforte, insomma si cerca di essere, come dire, abbastanza
generici e di venire incontro un po' alle esigenze un po' di tutti, ecco. E a questo punto Anche perché il pubblico, dunque, siccome i concerti si devono tenere d'estate, nel periodo che da giugno, diciamo, arriva ai primi di settembre, abbiamo anche un pubblico, diciamo, eterogeneo, molti sono i turisti magari di grado che vengono da Aquileia a sentire i concerti, per cui si cerca di essere, diciamo, di venire incontro un po' a tutte le esigenze. E dato che è eterogeneo anche il pubblico di Coralia Live, noi conosciamo la Basilica di Aquileia, ma magari qualcuno non la conosce, abbiamo un video che ci porterà in Basilica con musica corale, ovviamente. Lo Eurochoir. In questo video abbiamo sentito anche quale sia l'acustica della Basilica nel riverbero alla C'è un po' di fine, riverbero, vero? ci sono circa 5-6 secondi di riverbero. Bisogna cantare lenti. Ecco, sì. Il contrappunto è un po' un problema. No, dicevo, vedendo anche questo video, purtroppo chissà quando ritorneremo a cantare così, no? Nel senso che adesso purtroppo tra il metro e mezzo tra un corista e l'altro, tra i 2 metri tra una fila e l'altra, insomma siamo un po', come dire, handicappati da questo punto di vista. Assolutamente. Però, come dicono tutti i direttori, pensa però alla consapevolezza che acquisirà ogni cantore dovendo cantare a una simile distanza dagli altri cantori, quindi dovranno essere tutti assolutamente autonomi. È chiaro però che non è lo stesso. Ci tengo a dire ancora, Rosanna, se mi permetti, che da alcuni anni, diciamo, i concerti in Basilica non sono soltanto ad Aquileia, ma abbiamo allargato, diciamo, il nostro così, spazio anche, diciamo, alla Basilica di Santa Eufemia a Grado, dove organizziamo appunto 2 concerti e sono in grado già adesso appunto di dire per la stagione 2021 che appunto l'anno prossimo a Grado avremo l'opportunità di ascoltare la nuova Ars Cantandi di Acciai, che è insomma un luminare, diciamo, nel campo della musica corale, mentre ad Aquileia avremo il coro da camera di Torino, di Tabia, che è anche un coro, insomma, di livello nazionale. Cerchiamo appunto sempre di diciamo, valorizzare, diciamo, quelli che sono i cori che vanno per la maggiore, ma uniamo anche, appunto, come dicevo prima, insomma, la possibilità ai cori regionali di venire e di potersi confrontare con quella che è, secondo me, la coralità, diciamo, da imitare, ecco, perché c'è questa esigenza, secondo me, da parte dei nostri cori, cioè c'è bisogno di ascoltare, c'è bisogno di vedere, c'è bisogno di imparare dai cori che sono più bravi di noi per poter, insomma, elevare anche il livello artistico dei nostri complessi. Certamente, grazie per Paolo e anche per le anticipazioni. Io ti invito invece a conoscere, anche insieme ad Alessio,
un festival che è più giovane dei vostri due festival perché è nato da poco, diciamo così è una new entry e ringraziamo molto che proprio nella seconda edizione l'Usci sia stata presente con il coro giovanile regionale. In questo caso si tratta di una realtà diversa, una realtà che non ha come focus i cori e quindi ci interessa proprio parlare di un diverso tipo di esperienza nella quale i cori sono una parte di un tutto che comprende molte discipline. Enrico Cossio, direttore artistico del festival Come l'acqua dei fiumi di Spilimbergo. Ecco, come nasce questo festival e con quale tipo di concetto? Ciao. Buonasera a tutti, ciao Rossana, un saluto anche a Pierpaolo e ad Alessio che sono amici di tante esperienze passate. Bella domanda, come nasce questo festival? È stato forse un atto di incoscienza alla fine, perché intanto ci tengo a precisare che è un percorso che dal punto di vista artistico è condiviso con la presidente di Istituto Fano Spilimbergo, che è il capofila del progetto, che è la dottoressa Giulia Battistella. E nasce da una idea pazza che risale al 2019, in cui proprio ispirandosi a quella volta, se vi ricordate, era stata dettata la linea tematica dell'anniversario di Leonardo da Vinci e noi andando un po' a curiosare fra i vari aforismi di Leonardo ci colpì questo Come l'acqua dei fiumi, che è proprio un aforisma di Leonardo da Vinci, e l'abbiamo mutuato come tema del festival, per cui in che senso Come l'acqua dei fiumi? Nel senso che guardiamo al presente dove l'acqua dei fiumi non è mai sempre la stessa, quindi il concetto di qualcosa di estremamente liquido e di passaggio, ma che è importante fermare in certe situazioni. Cosa abbiamo combinato nel 2019? Abbiamo percorso il tagliamento e l'isonzo in 7 tappe con una formula che diciamo utilizzava sia la parte parlata che la parte musicale, che è un po' quello che distingue questo festival anche nell'edizione precedente e lo farà anche nella prossima, ovvero ogni appuntamento, pur essendo un tema che ovviamente caratterizza tutto il festival e nel 2019 era l'acqua, però ogni singolo appuntamento aveva un incontro, quindi una parte verbale, parlata con degli ospiti che avevamo selezionato, a cui facevamo seguire un concerto, sempre a tema, sulla tematica, perché su 7 sere quella volta, mi ricordo, insomma, c'era la serata dedicata alla comunicazione, la serata dedicata alla psicologia, la serata dedicata alle neuroscienze, insomma, tanti temi però che avessero un unico fil rouge, che era l'acqua quella volta. In più abbiamo messo su un furgone scassatissimo Angelo Floramo, Mauro Daltin e Alessandro Venier, che sono insomma tre autori, scrittori, cineasti, e li abbiamo mandati in giro per il tagliamento e l'isonzo, da cui è nato un cortometraggio, è nato un libro, insomma tante cose. Perché dico questo? Perché poi quest'anno, quando abbiamo fatto la seconda edizione, il tema era il concetto di cambiamento, ovvero abbiamo tenuto Come l'acqua dei fiumi come titolo del festival, perché effettivamente ci piaceva, però anziché farne un festival itinerante l'abbiamo portato tutto a Spilimbergo in gran parte e pur avendo sempre delle serate, una dedicata alla storia, una alla musica popolare, in cui fu eccellente protagonista proprio Alessio con l'orchestra a fiati di Istituto Fano, e diciamo abbiamo un po' rimescolato le carte e con questo nuovo tema del cambiamento ci siamo di nuovo rimessi in discussione, cambiando sostanzialmente proprio anche il format del festival. Passando al discorso del coro. Effettivamente, perché pensavo, no, siccome il vostro è un festival anche dedicato al pensiero in qualche modo, tocca anche la filosofia, ecco, il coro, come siete riusciti a inserirlo concettualmente anche in questo festival e nell'argomento di quest'anno? Che poi in realtà sappiamo che comunque continuerà questa collaborazione, quindi occorrerà sempre trovare un motivo per inserire i cori.
Ma quelli sicuramente non finiranno, anzi, ce ne fossero più di occasioni come queste. Ma allora bisogna dire una cosa, che intanto il festival era proprio un anno fa, lo si pensava di fare a giugno 2020, poi è successo quello che è successo, siamo riusciti a salvarlo comunque, l'abbiamo spostandolo a fine ottobre, e mi ricordo che proprio si parlava col maestro Mirko Ferlan che l'esibizione del 22 ottobre è stata l'ultima diciamo, in situazioni pur di distanziamento che il coro giovanile dell'USCFVG ha fatto. Doveva essere una serata di ottobre, di giugno, in cui appunto era una specie di ricapitolazione, nel senso che abbiamo anche questa formula. Noi ci piace inaugurare il festival facendo una specie di domanda, come dire, dove eravamo rimasti? Per cui il tema che abbiamo affidato al coro giovanile ricalcava l'acqua. Ecco per cui questo piccolo preambolo sull'edizione 2019. Allora ne ho parlato con la direzione dell'USCI, ne ho parlato col maestro Mirko Ferlan, e che ha confezionato davvero un bellissimo programma dedicato anche all'acqua, che è stato eseguito, come vedete dalle foto, nel Duomo di Spilimbergo, che è una cornice assolutamente fantastica. Io lo trovo anche dal punto di vista acustico, per questo tipo di programma è stato veramente qualcosa di molto suggestivo. Tant'è che proprio mi ricordo la sera stessa, finito il concerto, io ho subito buttato già rilanciato, per cui già quella sera stessa si riparlava dell'edizione 2021. Mi piace l'idea che nella mia, ma nella nostra testa ci sia un po' il fatto di fare anche qui un percorso col soggetto, appunto, il coro regionale USCI FVG, come stiamo facendo la stessa cosa con l'orchestra regionale, con la FVG Orchestra. Anche l'orchestra sarà reinvitata nell'edizione 2021 e faranno, diciamo, dei percorsi paralleli, ovviamente non più come concerto di apertura, ma proprio come soggetti della nuova edizione del festival. Posso giusto svelare qualcosa, anche se è proprio oggetto di discussione e di condivisione in questi giorni. Ovviamente c'è la tematica di Dante, come ben sapete, sul 2021. Poi noi però vorremmo inserire il coro in una serata dedicata alla meditazione, per cui ci sarà un percorso molto articolato in cui i brani del coro, ci sarà Don Pierluigi Di Piazza, ci sarà Marco Guzzi, ci saranno, diciamo, stiamo proprio confezionando un programma dove secondo me ci sarà la giusta atmosfera per toccare alcune tematiche per noi abbastanza interessanti. E poi anche Dante si presta, perché sappiamo nella Divina Commedia ci sono diversi riferimenti che possono portarci comunque a brani musicali, e quindi si può creare sicuramente un bellissimo incontro di poesia, letteratura e musica molto suggestivo. Quindi in Sì, bocca al lupo. sì, se mi permetti, Rossana, Prego, forse prego. la difficoltà, se di difficoltà si può parlare, è appunto, dato che questo tema sarà calcato e ricalcato in tutte le salse il prossimo anno, sarà proprio cercare di spingersi un momentino un po' oltre rispetto a quello che tutti magari si aspettano, per cui quello che stiamo un po' cercando è magari qualcosa che veramente caratterizzi il festival e che vada un po' al di là delle prime cose che vengono in mente. Ecco. Certo, dovremo sicuramente cercare di Sì. essere originalissimi. Sì. E un grande in bocca al lupo allora a tutti gli organizzatori di festival, ad Alessio, Enrico e Pierpaolo, per essere stati con noi a Coralia Live. E adesso non so voi, a me è venuto un certo languorino, quindi direi di lanciare la prossima rubrica, che sarà tematica e molto appunto legata a questa nostra esigenza del momento, non solo coro, in cucina. Coralia, 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 Live. Buonasera. Buonasera a Non so se mi tutti. sentite.
Buonasera Lucia. Ecco, ciao Tiziana, avevo avuto un Buonasera. attimo di panico perché non ti trovavo. Buonasera e benvenuti a tutti voi a Tiziana Trevisan, che oggi Grazie. è ospite nella nostra rubrica Non Solo Coro. Allora, abbiamo aspettato un po' le festività natalizie o comunque l'approssimarsi del Natale per invitarti, perché sappiamo che la tua attività, la tua passione, ma anche la tua professione per certi versi, almeno quello che è stata fino a qualche anno fa, è legata alla cucina, alla pasticceria, alle varie cose che si possono fare in cucina. Allora, innanzitutto ti presento, Tiziana è presidente dell'USCI della provincia di Gorizia e cantore, oltre che credo ancora presidente, del gruppo polifonico caprivese di Capriva del Friuli. Sì, L'abbiamo esatto. invitata perché, è vero, ancora, e l'abbiamo invitata perché praticamente ha fatto di una delle sue passioni il lavoro, oppure viceversa, no? Oltre al coro c'è questa passione per la cucina. Per anni, infatti, Tiziana ha lavorato, posso dire, come cuoca, si può dire così, nelle Certo. scuole della provincia di Gorizia, in particolare nelle scuole dell'infanzia. Sì. Ecco, per me l'idea del cuoco della scuola dell'infanzia, negli occhi, per esempio, che vedevo negli occhi dei miei figli, era una fata, un personaggio leggendario, un personaggio fiabesco veramente, perché era come il pifferaio di Hamelin, nel senso che riusciva a portare i bambini dove voleva lei, li prendeva letteralmente per la gola e li faceva mangiare cose che altri non sarebbero mai riusciti a farli mangiare, e quello che faceva la cuoca dell'asilo non lo faceva nessuno allo stesso modo. Allora io ti chiedo, è iniziato prima il lavoro o prima la passione per questa cosa? E poi ti chiedo anche come si fa a stregare i bambini, a portarli dove vuoi tu, a farli mangiare quello che vuoi tu? È una questione legata ai sensi, immagino, no? Sicuramente la cucina è anche un'arte per quello, perché parla ai sensi. Allora diciamo che la mia passione è nata per una questione di esigenza familiare, perché la mia mamma, che lavorava in una fabbrica e faceva anche dei turni la notte, mi lasciava l'incarico come figlia maggiore di preparare la cena per i miei altri 3 fratelli, 2 sorelle e un altro fratello. E sin da piccola, proprio piccola, 10, 12 anni, ho iniziato per gioco e così per curiosità a cucinare qualcosa a casa, perché la mia mamma è molto brava a cucinare qualcosa, ma proprio piccole cose e solo quelle. A me invece la fantasia stuzzicava e allora con le verdure dell'orto, con le piante che trovavo in giro, così io su qualche giornale, così trovavo delle ricette e mi divertivo a cucinare a casa. Da lì è nata, diciamo, una passione un po' con fantasia ma anche spontanea, mi veniva bene, mi veniva da solo. Poi nella vita è successo che mi è stato dato l'incarico appunto di svolgere il ruolo di cuoca presso la scuola dell'infanzia di San Lorenzo, dove attualmente io abito da sempre. Ed è stata una cosa stupenda e meravigliosa, perché cucinare per i bambini è veramente un gioco incredibile, bellissimo, perché loro sono le prime personcine che ti dicono se è buono o se è cattivo. Certo. Non hanno filtri. No, per me è stata un'esperienza, fantastica perché lavorare per i bambini e con i bambini io lo auguro a tutti, è veramente una cosa bellissima e riuscire a coinvolgerli nelle pietanze, eccetera, da prima come prima cosa c'è, l'odore, il profumo. La scuola si inebria degli odori che si cucinano, voglia o no, escono dalla cucina ed entrano nelle aule. Per cui già lì si capiva che cosa stavo cucinando. E poi era una questione di gioco dei colori. Nel piatto vanno composti più alimenti, diversi colori tra loro, e i bambini sono catturati prima con gli occhi e poi con il gusto. È vero che Certamente. tuttora mi dicono, certe mamme, così quando le incontro, ormai sono tutti ragazzoni che ci ricordiamo ancora: "Ah, tu sei la Tiziana, solo tu sapevi fare così, la mia mamma non ha mai Sì, fatto". sì, sì.
Esatto, esatto, perché le spinaci cucinate dalla cuoca dell'asilo non hanno niente a che fare con quelle fatte a casa, proprio non c'è storia. Senti, io so che però tu mantieni ancora le relazioni con i bambini per i quali hai cucinato. So che per esempio organizzi anche delle cose, delle feste sempre basate sul cibo, vero? È Per vero. esempio la festa di Halloween. Sì, è vero, a casa mia la mia casa è sempre aperta per tutti i bambini. Continuano a venire ormai ragazzoni grandi per la festa di Halloween, per Carnevale, qualsiasi momento è buono per incontrarli. Io sono anche la catechista della mia parrocchia e a me piace coinvolgere i ragazzi, specialmente quelli della Cresima, per prepararli alla Cresima, in un pre-catechismo che è la lezione di cucina. Vengono a casa mia, trasformano la mia cucina in tutto ciò che vogliono, ma si crea un ambiente e una bellissima armonia in quel momento dove cucinando e giocando ci si apre, i ragazzi si aprono più spontaneamente, realizzano e sono anche molto contenti. E intanto io spiego qualcosina di Certo. catechismo nel frattempo. Si creano delle relazioni, quindi Molto. attraverso la cucina, attraverso tutte queste stimolazioni dei sensi, sicuramente si creano delle relazioni, così come si creano all'interno di un coro. Io so che la tua passione per la cucina non è una cosa solo tua, il tuo coro, in particolare il coro polifonico appunto caprivese, al suo interno ha un team, se possiamo definirlo tale, un gruppo che veramente non si risparmia. Non so se qualcuno di voi ha mai provato i rinfreschi, ma vi dico che veramente è una cosa che raramente si può trovare per la bontà sicuramente delle pietanze che vengono preparate, ma anche per la cura meravigliosa che loro mettono nel preparare, nell'offrire il senso di ospitalità che proprio si sente in queste cose. Tanto che all'interno del coro di Capriva si è creato come un gruppo che abbiamo definito all'interno dell'Usci Friuli Venezia Giulia il gruppo catering del coro, vero? Che non ha solo lo scopo di realizzare questi meravigliosi rinfreschi, ma anche quello di essere solidali, di mettere in atto delle iniziative importanti. Raccontaci qualcosa di questo. È vero, io sono molto orgogliosa di parlarne di questo perché il nostro gruppo catering, così simpaticamente definito, è nato per scherzo questa denominazione. Quando ci hanno detto siete meglio di un gruppo catering, guarda, ho detto io, guarda che siamo diventati il gruppo catering del Polifonico. Perché? Perché è composto da 9 persone, siamo 5 coriste e 4 mariti, che nel corso degli anni abbiamo sostenuto e realizzato diverse manifestazioni proprio a livello di organizzazione, di rinfreschi, eccetera, per le nostre associazioni del paese di Capriva. Collaboriamo di solito con tutte le associazioni, ma all'interno del nostro gruppo, che è composto da queste persone che ci lega un'amicizia veramente da tanti anni, siamo solidali fra noi, creiamo questi appuntamenti, il mercatino di Natale, siamo molto legati tra di noi e ognuno di noi ha delle caratteristiche che messe assieme compongono questa grande famiglia di cibo e di composizioni adatte per tutte le occasioni. In questa foto, ad esempio, ci siamo anche creati la divisa perché era Sì, così credo. simpatico vederci in questa funzione che ci contraddistinguiamo così dal resto del coro che assolutamente ne facciamo parte sempre e realizziamo le cose dal nostro coro per gli altri. È veramente una cosa solidale. Collaboriamo con le associazioni, ma ci mettiamo la cura, come dicevi tu, nel Sì, preparare sì. e nel rendere piacevole e gradevole dal punto di vista sia della preparazione che dell'organizzazione e che della preparazione dei pasti anche. Per cui Ma anche da un molto punto di bravi. vista visivo, anche da un punto di vista visivo, Sì, esteticamente sono stupende, per esempio le bottiglie confezionate in un certo modo, i piatti sì, messi in un certo modo, è veramente un piacere, ma anche un piacere per l'anima, perché come dicevo prima ci si sente davvero accolti in questo ambiente. ti Senti, qui ringrazio. vediamo 2 libri
Sì. sono una vostra particolarità. Sono 2 ricettari che voi avete pubblicato negli anni, io ne ho uno, e che Sì, sono bellissimi, bellissimi grazie, graficamente, sempre molto curati, e grazie. il titolo è Che di note su note, che è la vostra rassegna, il nome della Sì, vostra rassegna, sì, sì, e i libri sono al loro interno organizzati a sezioni, perché ci sono le ricette dei soprani, degli alti, dei contralti, dei tenori e dei bassi. Com'è vero. nata l'idea dei libri poi? L'idea dei libri è nata perché abbiamo pensato che, un coro non può solo cantare, potrebbe fare anche qualcos'altro. Come abbinare il canto a che cosa? Alla cucina, perché proprio io lavorando a scuola, a me i bambini mi hanno sentito cantare sempre. Io mentre cucinavo cantavo. Così mi succedeva anche a casa, ma credo che succeda a molti. E da una nostra corista è nata proprio l'idea di creare un volume, un ricettario che parlasse appunto di alimenti e di che cosa si può cucinare, ma composto, fatto da noi coristi. Per cui ci siamo messi a tavolino, abbiamo studiato come fare e tutti i coristi sono stati molto contenti di collaborare con le fotografie, con la preparazione delle pietanze. Ognuno ci ha messo del suo, sono stati tutti coinvolti, per cui è diviso a sezioni. Il primo volume che è del 2012 appunto, ed è abbinato anche a dei vini. Ogni pietanza è corredata da un vino. E mi piace ricordare che tutto questo lo hanno studiato a tavolino qui a casa mia tutti gli uomini del coro. Si sono trovati qui e hanno detto: il piatto alla carbonara, con quale vino dovrebbe essere abbinato? Eh Io vi beh. posso solo dire che al termine di tutte questa suddivisione di pietanze e vini, i vini erano sul tavolo. Alla fine hanno abbinato i vini a tutte le pietanze, ma erano anche molto ubriachi alla fine, Ah però è beh. andato sono stati Però scusa, era bravissimi, per una mi buona hanno causa, era per un buon eh, motivo, dovevano organizzare il libro, insomma, non assolutamente. è che potevano. Senti, io Assolutamente, vedo che è stato eh, bellissimo, divertente, divertente e molto costruttivo. Si sono ritrovati in armonia parlando di cibo e di musica. ecco appunto, io ho 2 cose ancora ti chiedo, prima di lasciare alla prossima rubrica. Dietro di te ci sono tutta una serie di confezioni e di bottiglie e bottigliette che sono pronte, immagino, per partire a Natale da qualche parte. Eccole lì. Allora, questo Se faccio vedere di nuovo, eccola. è il mio albero del tè, ed era Ecco. l'albero del tè. Ci sono tutte le bustine di tè, ovviamente, ognuno poi sceglie quello che vuole. È nata un'idea così per i mercatini di Natale, dove noi come gruppo catering, appunto, e anche come coro, tutti gli altri coristi ne partecipano, confezioniamo, oltre che presentare i nostri articoli del coro, presentiamo anche qualcosa del nostro artigianato personale. Ognuno ci mette del suo, ognuno crea del suo. A me era venuta questa idea dell'albero del tè che simpaticamente è piaciuta e per cui io la confeziono ed è un mio regalo di Natale per le persone amiche, per i familiari, eccetera. Le grappe sono Eh, una mia passione da sempre. infatti, Ri- tu sai che io aspetto il corso, no? Io è da anni che chiedo a Tiziana un corso per le grappe. Io mi Ma iscrivo subito. va bene, non ti dico quando, ma prometto che ci penso e lo faremo, Va bene. senz'altro. Grazie. Le Okay. fai sempre, no? Ogni anno, le Allora grappe. sì, sì, le faccio proprio anche per poi, presentarle ai mercatini dove appunto vengono consigliate così anche come vendita per il ricavato poi va all'attività del nostro coro insomma, no, anche le Certamente. altre componenti del coro ne confezionano molte. Questa è una passione, devo dire, che è nata nel corso degli anni perché a me piacciono molto i profumi e ho scoperto che le grappe profumano tantissimo con le erbe o con le piante in cui vengono inserite. Gli amici che mi conoscono, che sanno di questa mia passione, mi portano delle piante e delle erbe che raccolgono direttamente nei loro orti o nei loro campi. L'ultima grappa che ho fatto, forse qui non si vede, ma è con l'ortica
di Sappada. Noi eravamo a Sappada e c'era un campo strepitoso di ortiche stupende, dove mi sono ustionata le mani per raccoglierla, però Sì. ne è uscita una grappa meravigliosa. Tant'è vero che la grappa all'ortica a Sappada è molto conosciuta. E io ho detto: "A Sappada, facciamola conoscere anche a Capriva", per cui Ecco. ed Mi è sembra molto giusto. buona, un ottimo digestivo. Senti, io ti faccio un'ultima domanda, la faccio sempre agli ospiti di questa rubrica. Quali sono le connessioni tra il cantare in coro e tra la passione per il coro e la passione per la cucina, nel tuo caso? Quelle che per te sono le connessioni più forti che tu senti? Le connessioni sono legate ad un profumo, ad un momento in cui tu ricordi, qualcosa che è successo, mentre in quel momento c'era una canzone che ti entra dentro, ma è legata ad un profumo. E non per niente nel primo volume sono state corredate i profumi dei vini o delle erbe, eccetera, perché è corredato. La nostra mente si collega con il canto anche attraverso un profumo, almeno personalmente lo ritengo, ma ne ho testimonianza anche delle altre mie amiche del coro. Per cui credo che, musica e cibo siano assolutamente legati tra di loro, assolutamente. Mentre si mangia si ascolta la musica. Prima una piccola, chicca, Pierfilippo mi ha detto: "Tiziana, io sento che c'è una radio accesa", era la mia. La mia è sempre la radio a casa mia, la musica ce n'è sempre e mi accompagna in ogni momento e con il cibo ancora di più, perché mi ricorda Sì. tanti momenti della vita. Ecco, ci sono delle richieste anche per le tue grappe nei messaggi che leggo sotto, che Pierfilippo ci fa vedere. Tiziana, grazie mille per questa bellissima testimonianza e se ne avete Grazie a voi. l'occasione passate per Capriva perché veramente ne vale la pena. Grazie molte e lascio a Marco per la prossima rubrica. Buonasera. Grazie. Coralia, 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 Buonasera, buonasera a tutti. Allora, io mi prenoto anche una grappa, non so voi, Rocco, Nicolas. Anch'io sicuramente. 100%. Perfetto, già 3. E spero che avremo la priorità, insomma. Sono qui con il mio assistente, e oggi più voluminoso del solito, e con i nostri ospiti, Rocco e Nicolas. Allora, abbiamo parlato tanto di cibo, però dopo che uno mangia tanto deve anche un po' smaltire, giusto? Quindi ora parleremo di attività fisica. Rocco. Allora, buonasera a tutti quanti, buonasera. Diciamo che un po' mi dispiace rovinare il clima mangereccio che si era creato con questi bei discorsi sul cibo, parlando del post-cibo, perché insomma so che mangiare è più semplice che smaltire il mangiato e spesso viene preferito, soprattutto in clima di festa come quello in cui stiamo entrando, seppur sui generis. Io sono un allenatore di tuffi, anche fisioterapista in realtà, ma insomma, diciamo che non ho capito bene per quale dei due io sia stato interpellato questa sera, ma insomma, spingo di solito la gente a muoversi più di quanto non vorrebbe, ma poi mi ringraziano, quindi a un certo punto non c'è di che, ragazzi, non c'è di che. Dovete sapere che Rocco, che fa anche parte del coro giovanile italiano, ha introdotto questa cosa durante il secondo stage, quando eravamo a Mito. Prima era troppo freddo, non stavamo all'aperto. Esatto, a febbraio faceva freddissimo. A ottobre, no, settembre, quando era, si stava molto bene a Torino e ogni mattina c'era il risveglio muscolare con Rocco. La prima volta eravamo in 5 persone, il secondo giorno eravamo in 15 persone, il terzo giorno è diventato obbligatorio per tutti. Risveglio muscolare per cantare. Beh, diciamo in realtà l'obbligatorietà era data dal fatto che semplicemente era stato messo nel programma, cioè nel programma c'era scritto risveglio muscolare con Rocco in giardino, quindi molto, molto onorato, grazie. Allora, si canta con il corpo, no?
cioè certo si canta con i sentimenti, con il voler stare bene assieme, sono tutte quante cose molto vere, ma l'effettore del canto è sicuramente il corpo, e, dal punto di vista tecnico-teorico, diciamo, banale. Quindi un corpo armonioso produce un suono armonioso, insomma, siccome siamo tutti quanti più o meno cantanti, direi che questo è un obiettivo che vogliamo perseguire. Mens sana in corpore sano, e anche la musica è sana nel corpo Vox sano. sana in corpore sano, a sto punto, Esatto. no? Perché alla fine il corpo, cioè quando cantiamo il corpo è il nostro strumento, cioè chi dice quello è il nostro strumento quando cantiamo le corde vocali, no, le corde vocali sono due robe così che un po' vibrano e basta, poi ci vuole un sacco di roba, e tra l'altro se uno non ha corde vocali può comunque parlare, quindi il punto è che tutte le membrane, le mucose vibrano e vengono messe in risonanza qua, e l'appoggio, il diaframma, il respiro, e tutto il corpo è il nostro strumento alla fine, quindi è bene risvegliare, giusto? Quindi riscaldamento vocale, ma riscaldamento anche muscolare. Passiamo a Nicolas. Nicolas fa qualcosa di molto interessante, parlaci un po' della tua attività sportiva invece. Buonasera a tutti. Io diciamo che gioco a calcetto, però sono specializzato in altro perché alleno basket e è uno sport secondo me molto utile, che comunque serve a smaltire, appunto come stavamo dicendo, anche i post pranzi, cene natalizie. Secondo me comunque lo sport è una cosa comunque molto importante per appunto mantenerci in salute, anche se, come diceva Rocco, è più facile mangiare che smaltire. Però diciamo che io soprattutto mi specializzo per quanto riguarda l'ambito del basket nei bambini, e è una cosa molto, molto bella perché regalano gioie mentre giocano, e quindi è, diciamo, un confronto che hai con i bambini, che ti regalano le loro emozioni nel momento in cui si divertono. Quindi lo sport non deve essere visto solo per smaltire, diciamo, il grasso in eccesso o come riscaldamento, però soprattutto per divertirsi, come appunto anche il canto. I bambini stanno rientrando sempre nei nostri discorsi, se ne è parlato quando parlavamo la volta scorsa, abbiamo parlato di canto, musica nei bambini, abbiamo parlato poco fa con Tiziana, quindi torniamo anche ai bambini che devono divertirsi per cantare, per fare sport. Tu hai quindi un gruppo di ragazzi che alleni, un gruppo di bambini. Sì, esatto. Secondo te l'ambito sociale squadra di basket, in cosa possiamo associarla a un ambito sociale coro, e quanto l'attività fisica nel coro potrebbe essere utile, e quando l'attività, non dico corale nel basket perché non credo che cantiate, però sicuramente ci sono scambi, comunicazioni di tutti i tipi. Cosa trovi di associabile? Beh, diciamo che soprattutto il paragone principale da fare tra il coro e una squadra qualsiasi, che può essere di basket o di un qualsiasi altro sport, è comunque il fatto di unione e comunque di gruppo, che ci deve essere sempre. Il modo per relazionare basket e coro in ambito fisico è soprattutto il riscaldamento che si fa prima di una prova, di un concerto, che è diverso, però è comunque come diciamo, un allenamento è inerente alla partita per i ragazzi. Cioè i ragazzi si allenano per poi fare una partita. Io comunque alleno dei ragazzi molto piccoli, cioè nel senso che vanno dai 5 agli 8-9 anni e giocano poco delle partite, però comunque diciamo che si vede in loro l'aspetto comunque di squadra, e comunque bisogna cercare di farli dialogare con tutti e di stare bene in gruppo, che appunto serve anche nel coro, perché se non c'è un'unione nei gruppi, diciamo che non si riesce ad andare avanti serenamente. Sicuramente questo è molto importante. Poi secondo me si può anche approfondire il concetto di: io mi alleno a basket 2 o 3 volte alla settimana, non lo so, al fine di fare la partita.
di partite non ne ho ogni giorno, no? Così come quando si fa prove a coro, io faccio le prove a coro, alleno il mio corpo a cantare, a fare tutto quello che si fa a prove di coro, al fine poi di arrivare al concerto. Quindi sicuramente anche dal punto di vista mentale c'è qualcosa in comune, non solo dal punto di vista fisico. Sì, certo, la costanza soprattutto, cioè nel senso un allenamento Ci che siamo può essere... persi, bloccati? Scusatemi. Io dicevo appunto la costanza, perché ad esempio gli allenamenti portano una partita, più ci si allena, più la partita, diciamo, viene meglio, come ad esempio nel coro più si prova, più si provano quei passaggi che vengono, diciamo, vengono meno peggio di altri, e più si riesce comunque a rendere poi nella prova che si dovrà tenere, e quindi comunque c'è questa relazione. E quando si parla invece di tuffi, che comunque è uno sport prevalentemente individuale, no? Che analogie Sì. puoi trovare in un gruppo di ragazzi? Allora, beh, diciamo che i bambini e lo sport, i bambini sono sempre bambini, indifferentemente che lo sport che facciano sia uno sport di squadra, uno sport in cui la prestazione in gara è individuale, no? E il concetto di squadra in realtà prescinde un po' la prestazione della domenica o del momento della gara, perché l'allenamento si fa assieme e quando uno va a fare uno sport, soprattutto da più piccolo, molto dello sport viene dato dalla relazione tra i bambini, quindi vado a fare sport, oggi non avrei voglia di andare a fare sport, ma siccome c'è il mio amico, la mia amica e stiamo bene insieme, eccetera, allora ci vado lo stesso quante volte. E nel coro è anche molto simile questa cosa. E nel coro è molto simile, cioè, non è che tutti i giorni mi sveglio e ho voglia di cantare per 3 ore quel brano ostico che proprio non mi sta simpatico. Diciamo che nei tuffi, più che in altri sport, c'è una componente che subentra, che è anche la componente della paura a volte, che è legittima, che va superata, ed essere in gruppo ad affrontare un tuffo ostico, per esempio, come quello che può essere, quindi una prova individuale, quella che sarebbe prettamente una prova individuale, il fatto di essere in squadra e che ognuno ha da affrontare quella sua prova individuale fa in modo che diventi in realtà un concetto di performance di squadra in cui tutti quanti si danno una mano e si spalleggiano per arrivare al fine dell'allenamento quantomeno intatti, diciamo. Senza troppe panciate. Esatto, diciamo che no, tuffi è uno sport molto di testa, oltre che essere molto di corpo. Dipende se quando la tua testa o... Esatto, diciamo che quando poi entrano queste battutine è meglio non essere semi-sleep, ci vuole qualche cosina di più addosso, se no i nostri bambini si beccano delle freddature impossibili, no Marco? Grazie. Giustamente. No, diciamo che essendo che è uno sport molto di testa, ovviamente la relazione fa moltissimo, come anche molto di testa in realtà è la performance del coro che va in concerto, che va in concorso. Possiamo aver studiato per anni quei 3 brani per totale un quarto d'ora di esecuzione e poi in concerto tabula rasa e siamo lì. E a questo punto che cosa ti salva? Quando al momento del concorso mi sento, cioè ho paura, non ricordo niente, mi sento insicuro, cosa faccio? 2 cose mi salvano. La consapevolezza di essere lì, in quel punto, così come sono, il mio corpo, prendo confidenza con quello che ho attorno e con me stesso, quindi consapevolezza dell'io, e la consapevolezza della squadra, che io sono insieme agli altri, che loro mi sostengono, che siamo un tutt'uno. E questa cosa... Assolutamente. Diciamo che oltre... Sì, è veramente molto orizzontale, trasversale come discorso. Diciamo che in più, cioè se proprio vogliamo mettere ancora un piccolo puntino, oltre al rapporto
all'interno della squadra, che sia la squadra di sport, che sia la squadra di coro, chiamiamola così. Oltre ad esserci il rapporto tra i pari, c'è anche il rapporto con la persona di riferimento, che è l'allenatore, che è il direttore, che insomma c'è un certo tipo di responsabilità, sia nei confronti dell'individuo tra i pari, sia nei confronti del direttore dell'allenatore ovviamente verso i suoi assistiti, non è la parola giusta, però insomma spero che si sia capito. Ci siamo abbastanza capiti. Esatto. E passerei a Nicolas, perché sono curioso di sapere, oltre all'allenamento di basket, dal punto di vista prettamente corale, quale sia la tua esperienza. Beh, diciamo, in ambito sportivo l'esperienza corale, diciamo, ne ho avuta poca, nel senso come riscaldamenti, cose varie. Nel coro regionale c'è tutt'altro approccio alla musica, che è molto interessante e bello da scoprire. Diciamo che io ho sempre cantato da quando avevo 5-6 anni a Camolli, nel coro contra Camolli, e ho passato tutte le gerarchie, dalle voci bianche fino all'ensemble. Diciamo che comunque l'esperienza corale è molto utile, come diceva anche Rocco, per affrontare le proprie paure, perché ci può essere sempre l'ansia da palcoscenico, l'ansia comunque di non rendere nonostante 3 anni di prove per poi fare 10 minuti, 15 di concerto, che comunque è un'ansia bella grande, che però appunto di squadra e comunque con un team working, diciamo parlando un po' in inglese, cioè si può affrontare tranquillamente. L'obiettivo comunque è sempre di dare il massimo, e non importa se c'è l'errore, bisogna trovare il modo di, diciamo, non farlo vedere, oppure di comunque andare avanti e riprovarti, sempre La costanza e la perseveranza di cui parlavi anche prima. Esatto. Sì. Adesso, in questo momento appunto in cui siamo chiusi a casa con questa situazione, pandemia, disastro, ancora più importante la costanza e la perseveranza. Quindi mi raccomando, voi a casa cantate e fate sport. Chiederei a Rocco se il Rocco fisioterapista ha qualcosa da dire ai nostri cari ascoltatori, qualche consiglio particolare. Diciamo che quest'ultima frase che hai reso tu, Marco, l'ho trovata molto corretta, è quasi un mantra che dovremmo ripeterci. Non è importante se possiamo o non possiamo uscire di casa. Parlando prettamente di questo momento, però insomma è una cosa esportabile, diciamo, in maniera più globale e nella vita di tutti i giorni, muoviamoci. Il nostro corpo ci ringrazierà e lo farà anche la nostra psiche, e quindi non dimentichiamo che non siamo fatti di sola materia di cui sono fatti i sogni, ma anche di corpo, di muscoli, di ossa, che hanno bisogno di essere sollecitati per portarci a passo di danza, si spera, fino all'età che vorremmo raggiungere. Diciamo che la nostra salute è così tanto multifattoriale che da dove vogliamo iniziare ad approcciarla la si può approcciare, il corpo non va negletto. E con questo io credo che possiamo dare la parola al nostro caro Pierre. Ringrazio tantissimo Rocco e Nicolas per essere stati stasera con noi. Grazie a voi, ringrazio loro per gli spunti che ci hanno dato da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'attività fisica prettamente, dalla mente che io metto nel contesto del gruppo, nel contesto del coro. Abbiamo parlato di tantissime cose, quindi rifletteteci. E vai con la sigla. Saluti da Orso Bear. Coralia, 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 E buonasera a tutti. Sembra incredibile, ma anche questa sera siamo arrivati alla conclusione, verso la conclusione di questa puntata. Ricca di contenuti. Io devo dire che mi sono sentito chiamato in causa direttamente su tantissimi temi, non ultimo la provocazione di Rocco del dire muovete il vostro corpo. Bene, da domani prometto che farò la mia ginnastica quotidiana e manderò anche testimonianza di questa cosa.
Poi ovviamente mentre lo dico mi sta crescendo il naso, ma voi non lo vedete perché io sono frontale. E quindi è arrivato il momento di fare un attimo il punto su quali sono le iniziative e quali sono le attività in corso in questo momento. Vediamo se riesco a fare più cose contemporaneamente, che sono dare gli annunci e anche condividere i messaggi che il nostro folto e affezionato pubblico da casa continua a mandarci. Quindi perdonatemi se magari non sarò perfetto nel gestire tutte le cose. Cercherò di essere rapido, ma molti di voi che ci seguite affezionatamente si ricorderanno che nella precedente stagione di Coralia Live avevamo lanciato un'interessante iniziativa dell'USCI FVG che si chiamava Orizzonti Corali. L'avevamo definito un contenitore ampio, pronto ad accogliere diversi contenuti, diverse suggestioni. Lo abbiamo a suo tempo, nel mese di maggio, giugno, inaugurato con un ciclo di pillole, di piccole, neanche lezioni, ma suggestioni, approfondimenti a cura di Raffaele Prestinenzi sul tema della vocalità. Questo primo percorso ha avuto veramente un significativo riscontro di ascolti e di followers sui canali social. Abbiamo pensato di proseguire questa iniziativa con un nuovo filone di contenuti ed eccoci che nei prossimi giorni, veramente questione degli ultimi ritocchi ai montaggi video, usciranno dei nuovi contenuti all'interno di questo progetto Orizzonti Corali dedicati a opere e autori della nostra regione. Abbiamo interpellato diversi compositori attivi nel nostro territorio regionale con i quali abbiamo rapporti di collaborazione, ecco una grafica che mi sostiene. Abbiamo interpellato diversi compositori regionali chiedendo loro in breve, sempre in delle brevi pillole da 10 minuti, parlare di se stessi e di un proprio brano in particolare, di un'opera che desiderano presentare al pubblico, di cui ci vogliono raccontare la genesi, la costruzione, lo spunto melodico, da dove arriva, qual è il motivo della costruzione del brano. Ci sono stati già i primi riscontri, non vi anticipo perché voglio tenere viva la curiosità chi saranno i primi compositori di cui parleremo, lo scoprirete nei prossimi giorni. Confiderei già dalla prossima settimana prima di tagliare il panettone natalizio. A proposito di panettone natalizio, un'altra cosa che desidero ricordare a tutti i nostri ascoltatori è che domenica c'è un appuntamento molto importante. Domenica alle 18 su piattaforma Zoom ci ritroveremo per farci gli auguri a Casa Feniarco, un'iniziativa veramente molto molto interessante, nata dalla Federazione Nazionale per farci sentire tutti partecipi di questa grande famiglia corale. E a questo incontro virtuale sono invitati tutti gli associati, tutti i coristi, direttori, compositori attivi sul territorio nazionale e associati a Feniarco. Sarà un incontro veramente molto stimolante perché c'è un ricchissimo parterre di ospiti, oltre al presidente nazionale Ettore Galvani, ad altre cariche associative della Feniarco. Ci sarà la presenza e la partecipazione del presidente di Europa Cantat, European Choral Association, Carlo Pavese. Ci sarà il presidente di Ambima, la Federazione Nazionale delle Bande, Giampaolo Lazzari, il presidente della Federazione Nazionale Pueri Cantores, Alberto Veggiotti, il presidente del Forum Nazionale per l'Educazione Musicale, Giuliana Pella, e Nino Laspina, presidente nazionale UMPLI. Quindi davvero ci saranno ricchi ospiti, ma soprattutto, non me ne avrà se nomino anche lei, chi sarà a moderare questo incontro se non la nostra Rossana Paliaga, in veste di direttore di Coraliter? E un interessantissimo momento sarà quello dell'open singing, che io personalmente sono molto curioso di scoprire come verrà gestito a microfoni chiusi un grande open singing che coinvolgerà tutti i partecipanti a questo incontro Zoom, diretto dai nostri due direttori del coro giovanile italiano, Davide Benetti e Petra Grassi. Quindi per scoprirne di più, partecipate a questo incontro. È sufficiente iscriversi tramite form online che potete trovare sul sito della Federazione Nazionale, quindi www.feniarco.it. Un attimo solo che, ok, tutto a posto. Questa sera, tra i nostri ospiti, abbiamo avuto due personaggi in particolare
che oltre al motivo per cui li abbiamo invitati questa sera sono legati rispettivamente a due cori che in questi giorni proprio hanno conseguito degli importanti risultati a livello di concorsi nazionali e internazionali, e mi riferisco al coro polifonico di Ruda, diretto da Fabiana Noro, e all'ensemble Incontrà di Camolli, diretto da Roberto Brisotto. Questi due gruppi si sono distinti rispettivamente. Il polifonico di Ruda ha conseguito il Grand Prix alla 14ª edizione virtuale, ovviamente, perché di questi tempi anche i concorsi goes virtual, del concorso corale internazionale di Rimini. Il coro di Ruda è entrato in competizione con un totale di 52 complessi corali provenienti da tutto il mondo, e oltre al Grand Prix ha conseguito anche il primo premio nella categoria voci pari e il primo premio nella categoria musica sacra, quindi doppio riconoscimento e il coronamento del Gran Premio, ovviamente disputato tra i cori migliori, e tutto questo a distanza sulla base delle registrazioni inviate da tutti i cori partecipanti. L'ensemble Incontrà invece di Camolli ha conseguito il primo premio al concorso corale nazionale dedicato esclusivamente alla musica sacra, Bobbio Sacra 2020, un concorso riservato a video realizzati con esecuzioni in presa diretta. Quindi congratulazioni ad entrambi questi gruppi, che ovviamente insomma sono ormai consolidati nei loro riconoscimenti in competizioni nazionali e internazionali, ma è sempre un grande piacere darne notizia e darne annuncio sui nostri canali. Da ultimo, continuate a seguirci, perché Nativitas FVG Online in questi giorni sta proseguendo la sua programmazione, che si farà sempre più fissa e soprattutto sempre più rossa. Quanto rosso c'è in questo momento sullo schermo tra la mia maglia, lo studio di Coralia Live e la grafica di Nativitas, veramente stiamo diventando rossissimi. Su Nativitas non spendo altre parole. Voglio lanciare un brevissimo spot, al termine del quale ci ritroveremo tutti quanti in studio con i nostri ospiti di oggi per i saluti finali. E via alla pubblicità. Anche quest'anno ritorna a Nativitas, canti e tradizioni natalizie in Friuli Venezia Giulia. Dal palcoscenico virtuale dei canali social di Usci e FVG, i cori della regione accompagneranno in musica le festività natalizie. Scopri la programmazione completa su www.uscifvg.it. Ed è incredibile quante cose accadono anche quando non si può cantare. Cori che partecipano e vincono concorsi, cori che cantano, che hanno progetti online. E proprio a questo proposito propongo a tutti, ecco, se già non lo fate, io so che dite, beh, siamo stufi magari delle cose online così. Sinceramente, personalmente vi dico nemmeno troppo, nel senso che dobbiamo comunque accettare un lungo periodo di inattività dei nostri cori, e per me, almeno, e spero che così sia anche per voi, è un'occasione di un tale calore, di un tale incontro, vedere che i cori provano a fare qualcosa, cercano di regalarci, soprattutto anche durante queste feste, dei frammenti, delle pillole di musica, i loro auguri. Quindi siate vicini ai vostri cori e ai cori ai quali siete affezionati, i cori che seguite, mettete like magari quando loro pubblicano su Facebook, all'interno di Nativitas, oppure nelle loro iniziative autonome, pubblicano dei video o comunque delle iniziative delle feste, perché è un modo importante, in questo momento probabilmente l'unico che abbiamo per stare insieme. E stare insieme, come sapete, è la base della nostra attività corale. E grazie anche di essere stati insieme a noi, a tutti i nostri ospiti. Oggi vi abbiamo dato la formula delle feste, perché vi abbiamo detto che bisogna ascoltare buona musica con i festival, quindi io adesso saluto qui con noi Enrico e Pierpaolo, con noi c'era anche Alessio Screm, che è dovuto uscire prima dalla nostra diretta per altri impegni. Poi vi abbiamo detto che bisogna mangiare bene, ed è stata veramente interessantissima e molto intrigante la rubrica con Lucia e Tiziana. Effettivamente, mangiare e bere. E mangiare e bere, grazie di averlo ricordato. Effettivamente cerchiamo così di fare un po' la sostenuta, no? Ma anch'io effettivamente sono stata molto toccata dall'argomento grappe, ma ci metteremo d'accordo dopo questa puntata, così per mantenere comunque un certo livello. Poi invece alla fine nella nostra formula c'è anche il restare in forma,
e grazie a Nicolas e a Rocco per aver legato in qualche modo la coralità e anche questa mens sana in corpore sano, e il fatto appunto che un corpo armonioso risuoni meglio. Ecco, effettivamente su questo ci ragioneremo magari in gennaio, poi durante le feste cercheremo comunque di divertirci anche in cucina. E questo è il momento, sarebbe il momento dei saluti, è il momento in cui ringraziamo la regia, la produzione, gli autori e tutti i collaboratori. Ma siccome noi siamo dei sentimentali e non abbiamo nessuna intenzione di salutarvi così presto, vi posso dire che questa è l'ultima puntata della serie di Coralia Live, ma della serie quella ufficiale, perché voi non potete restare senza di noi durante le feste, ma soprattutto noi non possiamo stare senza di voi durante le feste perché ci manchereste troppo. Quindi abbiamo deciso di preparare una puntatona speciale. Prendete carta e penna e segnatevela subito perché cambia la giornata. Adesso vi lasciamo in pace durante il Natale perché avrete già molti impegni, ma martedì 29 dicembre alle 21 noi ci saremo con una puntatona speciale delle feste. Sarà molto diversa, quindi non ci saranno le nostre rubriche, ci sarà tanta musica, tanti ospiti e avremo modo di stare insieme in compagnia in maniera veramente eccezionale. Gli argomenti che ci stiamo preparando sono veramente interessanti e spero che vi piaceranno molto, vi terranno compagnia durante queste feste. Quindi, non è il 28 ma il 29. Scusate. Pier, sempre scherzoni fai, insomma. Tuttavia, non preoccupatevi, Tra nel l'altro caso il di 28 altri... è lunedì. Io manderei la sigla Coralia. Ecco, meglio. 29 C'è anche l'accento sulla I, è giusto? Sì, facciamo lo spelling, Martedì. ok, perfetto. A Trieste se dici martedì. Comunque ricordatevi che nel caso un momento di distrazione perdete la puntata in diretta di Coralia Live, l'unica cosa che non potete fare è commentare in diretta come avete fatto in molti anche oggi e vi ringraziamo moltissimo di esserci vicini, ma potete guardarla anche in podcast perché i podcast sono tutti pubblicati sulla pagina web dell'Usci Friuli Venezia Giulia. A questo punto io ringrazio anche i nostri autori, appunto Marco Obersnell, con l'amico Orso, Lucia Vinzi, Pierfilippo Rendina e un grande saluto, buone feste, festeggiate al meglio, la musica è comunque sempre con voi, lo sapete, in qualsiasi modo, nel cuore e anche nelle orecchie perché potete ascoltarla in molti modi e sappiate che noi siamo sempre vicini con i cori del Friuli Venezia Giulia. Un bacio e buone feste!